Amici bellini, ci risiamo, sempre Napoli però da New York, Valerio Fluido si ricomincia, è pure scuro, ma perché non mi ricordo più le cose che devo fare, si accende una luce, se ne accende un'altra, mi avete visto un po' cominciamo! Allora, amici bellini, quanto siete belli, quanto siete bellini e quanto siete stati tutti carini alla reunion dei Black Sabbath, e si legge tutti gli amici. Ho postato che chi si è perso le mie storie su Instagram se le è perse. Nel frattempo, Antonio Cerullo, posso tornare a ringraziare e a salutare tutti i nuovi iscritti, quindi iscrivetevi al canale che potreste essere i prossimi a essere ringraziati. Allora, lasciate un like per Cristiano Ronaldo al Napoli, perché tutto è possibile. Ieri, immaginate io in volo, che praticamente ho connessione wifi con l'aereo eccetera eccetera, e arrivano e si rimbalzano queste notizie così. Mentre si rimbalzavano le notizie, è possibile, è fatta questo, quell'altro, sì, poi arrivava pure la cosa, non è fatta niente assolutamente, quindi mi incalzavano in privato gli amici, gli abbonati eccetera eccetera, avevo video, però il che fare, e quindi non ho avuto modo. Video che sarebbe invecchiato poi subito, perché poi arrivano le notizie del procuratore di Osimhen che ci dice di no. Però visto che c'è conferenza di Spalletti che praticamente ha parlato della Fiorentina e lo hanno ovviamente incalzato, io mo vi dico pure io cosa penso di questa storia di CR7, che non potrebbe essere CR7 perché c'è Elmas, ma parliamone tranquillamente. Allora, Ronaldo, chi non vorrebbe, giustamente dice Spalletti, allenarlo, tutta una serie di frasi che potete immaginare. Però io ho parlato con ADL e ADL ha detto che non ha ricevuto niente di vero, quindi non c'è niente di così. Ora noi possiamo anche analizzare questa frase di Spalletti in due modi. Prima di tutto, ADL potrebbe aver mentito anche a Spalletti, oppure potrebbe aver mentito direttamente Spalletti dicendoci che non c'è niente di vero. Potrebbe anche essere vero. Io onestamente ci credo poco, visto la natura anche dei personaggi, no? ADL che si deve confrontare con Cristiano Ronaldo che è un'azienda che da solo rappresenta insomma 2-3 Napoli, e diventa un po' complicata. Però ne voglio parlare dopo, andiamo avanti. Il calcio è bugia, diceva Benitez. Su Osimhen poi aggiunge Spalletti: un giocatore come quello è sempre sul mercato, perché se qualcuno decide con le possibilità economiche di prenderselo, gli offre il doppio dell'ingaggio e offre una cifra irrinunciabile al Napoli, ovviamente è sempre da considerare sul mercato. Quindi il rischio di distrazioni di un giocatore che magari pensa a qualcos'altro c'è, e dobbiamo tenerlo presente. Il portiere, il mercato è sempre aperto, ci dice Spalletti, uno va e uno entra, bene o male quello che è successo in questo mercato. Abbiamo Meret e siamo a posto, perché si prendono in esame queste due partite iniziali dove Meret ha fatto fondamentalmente, non ha fatto questo granché, però dice lui siamo a posto, per dare anche un po' di fiducia, perché nel caso Navas non si possa fare, devi dare poi fiducia a quello che è il tuo titolare, però vediamo dopo che non è detto che sia titolare inamovibile. La stessa formazione, poi dopo si passa a giocare ogni 3 giorni. Spalletti qua ci comincia a dire che un paio di sostituzioni al momento si possono fare, possiamo vedere quali possono essere. Io in realtà mi potrei spostare con un Amrabat, vediamo se riesco a farlo al volo senza farvi perdere tempo, perché giustamente ognuno ha il che fare. Poi tra un po' voi vi state anche per vedere la partita della Juventus con la Roma, lo so che è così, e quindi se io mi sposto con un Amrabat tattico da questa parte, però il colore, diciamo che il Napoli dovrebbe essere blu e azzurro, mettiamo così con l'azzurro, più o meno questa è la maglietta nuova del Napoli, e poi facciamo anche un po' di formazioni. Allora, quindi un paio di sostituzioni, e per esempio ci cita Raspadori, ci dice un giocatore che comunque si stava allenando con il Sassuolo e quindi potrebbe anche già essere pronto per giocare. Forse Simeone un po' meno, che si è allenato di meno col Verona, ma vediamo. Ancora gli chiedono ancora di Osimhen e CR7, questa cosa però lui dice non è che va considerato uno scambio, non sono operazioni che vanno considerate insieme, al massimo sono due cose diverse, cioè che si comprano Osimhen e poi il Napoli si va a prendere, molto complicato. Però Spalletti dice il problema non sussiste, non è un problema che mi sto ponendo adesso, è Osimhen adesso che deve fare le cose per me e per noi. Su Ndombele ci dice che è in condizione, un po' più in condizione degli altri, io ci aggiungo perché un giocatore del genere può giocare anche in infradito, anche Sainz abbatte, lui in infradito è comunque superiore
ad altri. La Fiorentina è una delle sorelle, il condominio eccetera eccetera, hanno questo impatto fisico che ti vengono a prendere, quindi il Napoli dovrà muovere meglio la palla, dovrà muovere molto la palla per poi portarsi appresso questi che ti vengono a marcare a uomo e trovare gli spazi liberi. A Firenze un sacco di amici, quello che gli aggiusta le biciclette, i messaggi eccetera eccetera. Fabian, mi confronto con tutti, se tu fossi un giocatore del Napoli, dice, mi confronterei anche con te, dice al giornalista. Praticamente ci fa capire che lui probabilmente non è contento di questa condizione, ma alla fine è quello che è scaturito e che è quasi concordato, che lui non venga più convocato e così. Si deve risolvere questa cosa, questo interessamento che c'è del PSG. E bisogna secondo me anche coinvolgerlo, cioè farlo in fretta in modo tale che si sbloccano anche cose. Non è detto secondo me che l'operazione Navas sia necessariamente legata a Fabian, però probabilmente, visto che ci sono dei problemi di buona uscita, cioè il Paris Saint-Germain deve dare una buona uscita importante a Navas per permettergli al Napoli poi di prenderselo, quindi è un po' tutto complicato. Al momento pare che la situazione con Fabian sia concordata, che lui sia felice o no, noi stiamo facendo di necessità virtù senza di lui. Sui portieri si decide di volta in volta, ci ripete Spalletti, perché non si possono dare 5 partite per dare continuità al portiere e poi io se le perdo per dargli la fiducia eccetera eccetera. Tu c'hai 5 minuti in allenamento per convincermi che sarai tu a non farmi perdere la partita, e quindi di volta in volta anche Sirigu potrebbe avere le sue chance. La prima big, affrontare la prima big dopo Verona e Monza, mi aspetto una partita un po' più aperta, ci saranno dei rischi, dei duelli, quando c'hai queste partite aperte possono capitare anche degli errori da una parte e dall'altra e devi essere bravo ad approfittarne. E poi quali errori non fare, evitare le distrazioni ed essere accesi sempre, perché un dettaglio ti può cambiare la partita. Ora noi andiamo, io mo vi parlo del fatto di Ronaldo, ve lo dico, però andiamo a mettere Meret in porta, giusto perché credo io, anche Sirigu contro la Juventus che la parata l'ha fatta, però ci mettiamo Meret e non c'è dubbio, ci mettiamo Di Lorenzo e non credo ci siano dubbi sul capitano, ci mettiamo Di Lorenzo qua, ci mettiamo Rachmani qua e ci mettiamo Kim al suo fianco senza dubbio. Qui io insisterei a mettere Mario Rui, anche se Oliveira ha fatto più minuti, quindi questa potrebbe essere una di quelle cose in cui Spalletti ci comincia a dire qualche giocatore potrebbe entrare. Se lo mettiamo Oliveira come possibilità qui, non credo che Spalletti voglia rinunciare all'Lobotka in regia e non credo si voglia rinunciare ad Anghissà, l'impatto fisico di cui ci parlava Spalletti. Qui che abbiamo Zielinski in partenza, secondo me c'è una possibilità, visto quello che ci ha detto Spalletti, di vedere Ndombele in partenza, perché Ndombele non deve essere visto come un giocatore come Anghissà che fa molta fase difensiva, ma anche uno che va, ci ha fatto vedere il gol, ci ha detto Spalletti che è uno che preferisce andare in avanti che indietro, e quindi si potrebbe ricreare questo centrocampo che molto spesso diventa 2 quando poi il terzo, la mezzala, si butta dentro, e quindi abbiamo questa situazione qua. Qui io conserverei Kvara, che possiamo dire anche Quara, l'importante è che ci mettiamo la Z, Zchelia e ci scriviamo Kvara per non fare errori. Raspadori ci ha detto che è in forma, quindi ce lo possiamo vedere qui. Raspadori che ci ha detto io preferisco stare tra le linee anche in via centrale. Raspadori, e ce lo mettiamo qui, non c'è male. Qua il solito ballottaggio Lozano-Politano, secondo me con il messicano sempre leggermente in vantaggio, e qui si parte con Osi, a meno che non ci sia stato qualche grande cosa che non ci hanno detto, così bene che vuole andare al Manchester eccetera eccetera, ma il procuratore ci ha detto no, lui si è conquistato la Champions con il Napoli e vuole giocarsela con il Napoli. Sarebbe poi assurdo andare in una squadra che non ha la Champions, per questo poi si dice così, anche se poi andresti a raddoppiare. Ovviamente c'è Simeone che scalpita per far bene con il Napoli, quindi questa potrebbe essere la situazione contro la Fiorentina. Ora sul caso Ronaldo, velocemente io vi dico una cosa, allora il calcio è possibile, il calciomercato, allora, questa è un'operazione che non è da Napoli, il Napoli che ci ha detto che deve abbassare l'ingaggio, che deve ringiovanire,
che deve fare una serie di discorsi, cioè l'operazione Raspadori che prevede una grande spesa da parte del Napoli, poi dilazionata bene, quindi Giuntoli è stato un mago anche in questo, quindi è sostenibile. Quella di Ronaldo è insostenibile se tu vai a pensare. Ora, perché si crea questa cosa, dice Ronaldo? Perché Mendes sicuramente lo sta proponendo a tutte le squadre possibili e immaginabili che fanno la Champions, per un motivo molto semplice. Ronaldo non è un giocatore di calcio, Ronaldo è un'azienda che ha degli sponsor e che probabilmente questi sponsor, se non si vedono poi sfruttare l'immagine di Ronaldo nella Champions League, vengono meno dei contratti e degli accordi. Questo dobbiamo pensare. Sotto questo punto di vista noi non sappiamo che tipo di introiti ha Ronaldo in Champions e che tipo di introiti ha Ronaldo senza Champions, quindi potrebbero anche addirittura spingere per andare in una squadra anche più piccola, anche con meno possibilità di andare in fondo alla Champions, pur di mantenere questi accordi commerciali. Ecco perché diventa addirittura plausibile questa cosa. Meno plausibile che il Napoli si possa accollare queste spese, poi ricordiamo sempre i contratti lunghissimi eccetera eccetera, i diritti d'immagine che vanno poi ceduti al Napoli, il Napoli li deve ricedere sotto forma di ingaggio, bonus eccetera eccetera al calciatore. Tutto è molto complicato ed è molto complicato a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato. Mi sembra tutto fantacalcio, che ci fa piacere anche parlarne perché tu te lo immagini. Io vi dico una cosa, perché molti amici bellini mi stanno scrivendo ma forse con Ronaldo è peggio, forse con Osimhen è meglio eccetera eccetera. Non possiamo noi discutere il valore di Ronaldo anche a 37-38 anni. È un giocatore che secondo me in Serie A continuerebbe a fare la differenza. Continui a pensare che un gol te lo fa, seppure si deve prendere solamente l'onere dei calci di rigore. Già sappiamo che calci di punizione ultimamente meno Ronaldo, l'abbiamo seguito moltissimo anche con la Juve e anche con il Manchester, un Manchester un po' disastrato. Lui ha fatto le cose sue. Lo devi mettere prima punta, Spalletti ci dice lo puoi mettere dappertutto, però significa giocare con uno in meno, questo lo dobbiamo dire perché l'abbiamo visto anche con la Juventus. È uno che fece fase difensiva solamente contro di noi e poi si estranea dal gioco, anche perché conosce se stesso e quindi per essere poi lucido in fase d'attacco non può andare a rincorrere gli avversari in campo, cosa che invece Osimhen può fare. È chiaro ragazzi, noi si sta creando adesso un nuovo equilibrio, il Napoli eccetera eccetera. Se tu ti pigli Ronaldo, non è se tu ti pigli Ronaldo, è se veramente arrivi, perché c'è la possibilità che Osimhen sia guardato da big europee e che puntano su di lui perché è giovane, perché è forte, perché è veloce, magari con i piedi potrebbe far meglio ma lo sfrutta in maniera diversa. C'è questa possibilità. Se poi il Napoli riesce con un miracolo di Mendes e Giuntoli ad accordarsi a creare questa cosa che è molto complicata e che io non faccio come la Roma che poi si è illusa per mezza estate eccetera eccetera, io non mi illudo e non ci penso proprio. Se poi dovesse succedere, allora io vi dico, con questo impianto di squadra inserisci uno che magari è leader di se stesso, non so se è leader degli altri, la mentalità eccetera eccetera, che però è un finalizzatore, a quel punto Spalletti deve essere solamente bravo a mantenere tutto in piedi, gli equilibri eccetera eccetera. Si ripropone poi il problema l'anno prossimo, perché si riproporrebbe, perché Ronaldo quanti anni ti può fare eccetera eccetera, però vendi le magliette, si compra da solo, tutta una serie di discorsi che sono stati fatti e rifatti e che secondo me non dobbiamo nemmeno concentrarci più di tanto. Io, se arriva Ronaldo me lo piglio e non mi lamento onestamente, perché secondo me ti può fare la differenza. Abbiamo visto che l'Inter ha avuto delle difficoltà ieri e comunque con tutte le squadre big tra big che si confrontano con la big, qualche punto ognuno le lascerà. Sarà importante, e lo ripeto e lo sottolineo a grande ad alta voce, sarà sempre importante fare benissimo e non perdere nessun punto con le piccole, perché poi quelle sono quelle che alla fine andranno a stabilire gli equilibri del campionato. Non ci pensavamo a Ronaldo, non ci pensavamo a Ronaldo, perché Ronaldo, a differenza di Messi, vi dico questa cosa in chiusura, Lionel Messi 10 per esempio, LM10 non era un suo brand, mentre CR7 è un brand, è un hashtag che vale milioni di euro. Quindi se Messi va a Paris Saint-Germain e può anche togliersi lo sfizio di indossare la 30 come indossava all'inizio eccetera eccetera, Ronaldo deve avere la 7, la deve avere, e quindi sarebbe in grado, per quanto lui è un'azienda, di comprarsi Elmas, quindi per liberare, se lo compra lui, per liberare il numero di maglia e poi lo smista dove Elmas preferisce andare, gli conviene economicamente, pur di mantenersi il CR7
con la maglia del Napoli, con la lete in rosso. Da New York, perché sono tornato a New York, Valerio Fluido e tutto. Tutte queste cose succedono, a noi interessa il campo, quindi state tuned, lasciate il like. Facciamo molto bene con la Fiorentina e calmi, perché nel frattempo non abbiamo manco, l'ho commentato con gli amici che erano presenti, la Champions League con il Liverpool che oggi ne ha fatti 9. Il Liverpool sono in difficoltà 9-0. Il Liverpool, il Ranger che comunque arrivò in finale l'anno scorso così, e lo sappiamo come funziona l'Ajax. Storia, tantissima storia, una Champions romantica. Da New York l'ho detto, è tutto, i like, forza Napoli, sempre. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.